L'appuntamento referendario fissato per il 12 e 13 giugno resta al centro del dibattito politico, mentre il PDL cerca un assestamento dopo la scelta di Alfano, segretario politico del partito. Da Montecitorio, Noemi Giunta. Il centro-sinistra, terzo polo incluso, è mobilitato a sostegno del referendum. La sfida è quella del quorum, per questo tutti i leader battono sui quesiti e ribadiscono non bisogna politicizzarlo. Bersani, PD. Ecco, io credo che invece sia un voto utilissimo, perché c'è bisogno di uscire dall'ambiguità. Noi non siamo senza politica energetica in questo momento. E Bonelli, dei Verdi, aggiunge: è un voto per tutti i cittadini indipendentemente dalla loro collocazione politica. Maggioranza in ordine sparso sul referendum, del resto l'indicazione è libertà di voto, ultime dichiarazioni. Quelle di Scajola, PDL, che non andrà alle urne perché dice il nucleare è necessario, e quella del governatore leghista Zaia, che invece dichiara non ho nessun problema a votare. Io sono contro il nucleare, sono contro gli OGM, sono per l'acqua pubblica, a me sembra chiaro, no? È sulla nomina di Alfano segretario nazionale che nel PDL resta qualche malumore, non nel merito ma nel metodo. Formigoni chiede un congresso che coinvolga la base nella scelta. Il congresso arriverà, risponde Gasparri. Ma era importante una reazione in tempi rapidi. Se avessimo atteso la convocazione di un congresso sarebbero passati mesi e mesi. Quanto alle primarie, lo stesso Alfano a dirsi molto favorevole e a garantire lavorerò per regole giuste. Intanto da Maroni arriva il placet della Lega alla nomina di Alfano, un fatto dice che dà nuovo slancio all'alleanza tra i nostri partiti.